E adesso ci immergiamo in una realtà che ci è molto vicina, che forse non sappiamo bene cosa sta succedendo perché tante volte le attenzioni sono concentrate un po' altrove, e quindi a Trieste, in modo particolare al confine. Con noi collegato proprio da Trieste abbiamo Lorenzo Tamaro, segretario provinciale SAP, Sindacato di Polizia di Trieste. Ben arrivato qui con noi, da remoto. Grazie, buonasera a voi. Allora, la nuova, in realtà la vecchia però è diventata più che una rotta balcanica, un'autostrada balcanica. Cioè, cosa sta succedendo lì al confine, che poi sono degli arrivi importanti che scendono giù in città, la spicciolata o meno, sono persone che provengono da dove? Raccontiamo un po' come stanno le situazioni, quali sono anche le difficoltà che voi incontrate quotidianamente. Certo, in realtà la rotta balcanica è un qualcosa che va avanti ormai da decenni, questo bisogna dirlo. Nel corso appunto degli anni si è trasformata per la sua natura, per la sua tipologia, per le modalità anche di arrivo di queste persone appunto da altri paesi, e quindi notevolmente, si è modificata notevolmente rispetto a quello che era 20-30 anni fa. In questi giorni sentiamo dire appunto la nuova rotta balcanica. In realtà i flussi in questi ultimissimi anni sono aumentati in maniera esponenziale. Ricordo che solo l'anno scorso i numeri di rintracci erano circa il doppio rispetto all'anno precedente, e quest'anno purtroppo ci stiamo avviando ad un aumento rispetto a quello che è stato l'anno precedente. Quindi possiamo anche affermare tranquillamente che il discorso della rotta balcanica non è una novità, e su questo noi anche come Sindacato Autonomo di Polizia siamo fortemente critici, perché forse non lo si è affrontato nel corso di questi anni per quello che in realtà è. Diciamo innanzitutto che in questo momento le etnie che maggiormente si spostano e arrivano, diciamo, sul nostro territorio in questi mesi sono soprattutto etnie pakistane e afghane, e sono quasi esclusivamente, tra l'altro, di sesso maschile, uomini di sesso maschile, appunto che attraversano i vari paesi balcanici per poi appunto arrivare sul territorio nazionale nostro. Allora specifichiamo un attimo, scusi segretario, proprio per far capire. Arrivano dove? Dalla zona del Carso, abbiamo anche delle foto tra l'altro, magari dalla regia le possiamo mettere in onda, dalla zona del Carso, il confine con la Slovenia. Esatto, noi stiamo parlando proprio del confine appunto italo-sloveno. Ricordiamo fra l'altro che il confine è fra virgolette confine, perché sono tutti e due paesi di area Schengen. Quindi non è segnato come una volta sostanzialmente. Esatto, non ci sono dei blocchi fisici tra uno Stato e l'altro, e fra l'altro la frontiera cosiddetta esterna, quindi extra Schengen, in realtà è la frontiera slovena e non quella italiana. Questo è un piccolo dettaglio non da poco, anche per far comprendere meglio ai telespettatori di cosa stiamo parlando. In più, la conformazione appunto del Carso triestino è piuttosto complessa e facilita molto l'ingresso di queste persone, proprio perché diciamo ha un territorio che si sviluppa in circa 54 km appunto, di lunghezza, e fra l'altro ha una facile permeabilità appunto per la sua conformazione. Ci sono dei boschi che sono facilmente transitabili a piedi senza nessun problema. Cioè quindi sostanzialmente anche... se già una persona, se si avventura in Carso a fare una gita, una passeggiata, se non conosce bene i sentieri, a volte potrebbe trovarsi oltre confine senza neanche rendersene conto sostanzialmente. Assolutamente sì, e poi anche il territorio diciamo non è roccioso, non è difficile, non è pericoloso da oltrepassare. Ecco, no? Esatto. Mi vengono in mente, ecco, c'è una grossa differenza con quello che potrebbe essere, non so, il confine di Tarvisio, che sta appunto nell'Alto Friuli con l'Austria e con la Slovenia, oppure quello del Brennero, appunto, che sono dei confini un po' chiusi, cioè uno o passa per la strada centrale,
l'autostrada o per la ferrovia, oppure si ritrova un territorio molto difficile da oltrepassare con delle montagne e quindi anche pericoloso. Invece il caso triestino si presta molto per poterlo passare in qualsiasi dove, insomma. Assolutamente. Quindi che percorso fanno sostanzialmente? Lei ha detto sono di etnia pakistana e afghana, e come poi si fanno identificare una volta che vengono fermati, perché illegalmente arrivano naturalmente ai confini del Diciamo nostro paese? che uno dei grossi punti di raccolta si trova a Bihac, nella Bosnia, e da lì appunto prendono la strada per la Croazia, Slovenia e quindi Italia. Stanno percorrendo quasi tutti ormai a piedi, addirittura a piedi, quindi si tratta di giornate, decine di giornate a piedi per attraversare questi confini. Quindi arrivano anche in condizioni anche di salute precarie, proprio perché è una camminata che dura tanti giorni, chiaramente in mezzo ai boschi, provoca anche, infatti spesso hanno dei problemi appunto ai piedi, escoriazioni, vere e proprie piaghe, diciamo, proprio per questo tipo di percorso che fanno. E fra l'altro anche la questione sanitaria è uno degli argomenti importanti da affrontare proprio per come viene gestita in questo momento, sulla quale noi anche come sindacato di polizia siamo critici e chiediamo appunto che venga fatto in maniera diversa. Di che numeri stiamo parlando, segretario? Allora, l'altro anno sono state rintracciate nella provincia di Trieste quasi 4.000 persone. Non è poca cosa, è abbastanza. Stiamo parlando di un numero importante. Perché questo? Perché è vero che i rintracci sono questi, però è anche vero che non tutte le persone che passano il nostro confine vengono rintracciate. No. Perché nella maggior parte dei casi queste persone sono in transito per l'Italia e cercano fortuna in altri paesi europei, che può essere la Germania, la Francia oppure qualche paese europeo nordico, e quindi magari non hanno neanche l'interesse di fermarsi in Italia. E quindi si può ipoteticamente pensare che solo una parte di queste persone appunto che vengono rintracciate a Trieste siano quelle che in realtà passano il nostro territorio. Quindi stime alcune volte anche diciamo molto ottimistiche dicono che forse un 25-30% di queste persone vengono appunto rintracciate dalle forze di polizia e il restante invece appunto passa. Questo sta a significare che i numeri sono ben più importanti rispetto a quello che stiamo parlando. Un numero anche per fare un confronto con l'anno scorso. L'anno scorso, fino a maggio, avevamo rintracciato 682 persone. Quest'anno, già a metà maggio, quindi l'altro anno 682 fino alla fine di maggio, a metà maggio ne avevamo già rintracciate 722. Da tener conto che nel mese di febbraio e marzo, anzi scusate, marzo-aprile, ci sono state delle forti flessioni di arrivi proprio dovute alla chiusura dei vari confini per l'emergenza Covid. E quindi, malgrado ciò, noi abbiamo un forte aumento rispetto all'anno scorso. Solo nel mese di maggio, giusto per fare un esempio, a metà mese di questo mese, appunto, noi quest'anno abbiamo rintracciato circa 180 persone contro le 168 di tutto il mese di maggio dell'anno precedente. Questi fra l'altro sono dati parziali in realtà che si riferiscono alla polizia di frontiera, dopo ci sono anche tutte le altre forze di polizia. Ecco perché, voglio dire, sono numeri importanti che io credo sono da tenere in considerazione tanto quanto, se non più addirittura, di quelli degli arrivi nei porti d'Italia con gli sbarchi, assolutamente. Ecco, ma forse sono anche persone che provengono da paesi diversi rispetto, perché gli altri si parla dell'Africa, Centro Africa, eccetera, qui invece parliamo di nazionalità ben definite. C'è rischio anche di infiltrazioni estremistiche, terroristiche, che dir si voglia, tra queste persone che arrivano? Beh, io credo che ci sia il rischio, anche perché non dimentichiamo che comunque molte di queste, la stragrande maggioranza di queste persone sono di comunque religione
islamica e quindi sicuramente un rischio che fra tanta gente ci sia anche qualche personaggio che non abbia un'intenzione così pacifica, è evidente che c'è. Per questo motivo io credo che anche Trieste sia sempre stata attenzionata come una città, appunto anche da parte del Dipartimento della Polizia, come una città appunto da attenzionare. Ricordo che quando furono istituite le UOP, che sono le unità operative di intervento, quelle squadre antiterrorismo che furono appunto costituite subito dopo le stragi del Charlie Sì. Hebdo e del Bataclan di Parigi, Trieste fu una delle prime 10 città d'Italia ad avere appunto queste unità operative, quindi significa che c'è un'attenzione anche su questo territorio, no? Ecco, lei mi parlava, vedevamo anche dalle foto, forze di polizia, dell'esercito, se non erro, corpi speciali, siete attrezzati e quindi anche qui quante persone effettivamente sono disponibili, sono sul territorio, sono sul campo per lavorare e che tipo anche di sforzo è richiesto a voi forze dell'ordine? Ecco, questa è una nota dolente, perché come si diceva prima, la rotta balcanica è un fenomeno che ce la portiamo avanti veramente da molti anni. Chiaramente in questi ultimi anni c'è stato un peggioramento, appunto come abbiamo visto ai numeri, molto importante e per questo motivo noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo da anni appunto anche un rinforzo di uomini, perché Trieste dopo la chiusura fra virgolette, delle barriere fisiche con l'entrata in Schengen, appunto, chiaramente ha avuto un organico ridotto rispetto a quando c'erano appunto queste barriere. Eh sì. E le piante organiche erano previste però di circa 120 unità. Sì. Per svolgere però un lavoro, io lo chiamo fra virgolette ordinario di frontiera, quindi tutti quei controlli documentali sulle persone, sulle merci e appunto tutte quelle attività che viene oggi chiamata di retrovalico per una situazione normale. A quel numero lì noi abbiamo una carenza attualmente solo della Polizia di Frontiera di 20 unità, quindi su 120 persone 20 unità in meno sono tante. Senza tener conto, e questa è la cosa più importante, che stiamo parlando di una carenza su diciamo una situazione ordinaria. Oggi io credo che con questi numeri, con dover affrontare appunto un fenomeno dell'immigrazione clandestina così importante su questo territorio, dobbiamo ritenere che sia una situazione straordinaria, quindi già una carenza sull'ordinario significa inevitabilmente che sullo straordinario si fa fatica e per questo motivo quando ci sono rintracci importanti, come è successo anche di recente, e stiamo parlando che in una sola giornata sono state fermate e rintracciate 160 persone, la Polizia di Frontiera non è in grado di appunto No. fare da sola e quindi si ricorre all'uso di tutte le forze di polizia, anche per esempio delle pattuglie, delle volanti, che sono quelle che sono deputate al controllo del territorio, alla repressione dei reati e appunto al lavoro che appunto deve fare e svolgere in città, no? Abbiamo un supporto da parte dei militari con l'operazione Strade Sicure. Recentemente credo sia stato fatto soprattutto anche per l'emergenza Covid, quindi è stato potenziato perché noi avevamo 25 unità appunto dell'esercito, oggi ne abbiamo un centinaio. È chiaro che quello che serve qui a noi serve personale della Polizia di Frontiera, perché la Polizia di Frontiera è quella che è appunto specializzata, preparata professionalmente proprio per poter operare su questa tematica particolare. È ovvio, i militari sono utili perché chiaramente sono personale in più, però oggi quello che serve appunto è Polizia di Frontiera e soprattutto anche avere gli automezzi adatti per questo fenomeno e quello che ci manca appunto, avere anche apparecchiature e uffici che possano tenere tante persone in colpo solo.
Assolutamente, dal punto di vista procedurale, quando voi identificate queste persone, riuscite a vederle, poi immagino ci sia un'attività di pattugliamento, forse anche di segnalazione di presenze, cosa fate? Cosa è previsto che Beh, venga fatto? spesso pervengono anche le segnalazioni da parte dei cittadini, perché queste persone oltrepassano appunto il confine e spesso addirittura camminano nei giardini delle case proprio per raggiungere poi la strada e dirigersi verso il centro città per poi dopo poi riuscire a prendere il treno e magari spostarsi verso Milano o altre mete. Una volta rintracciati, dopo dipende anche dal numero, e qua già inizia il primo problema, il problema anche come trasportare queste persone, queste tante persone, nei nostri uffici. Sembra una cosa veramente assurda che noi da anni, ad esempio, stiamo chiedendo di avere dei furgoni con delle adeguate separazioni tra chi guida e queste persone, proprio perché oltre a non conoscere nulla dal punto di No, infatti. vista della loro provenienza, delle loro intenzioni, appunto anche proprio dell'identificazione di queste persone, non conosciamo neanche nulla dal punto di vista sotto il profilo sanitario, e quindi io credo che anche per la tutela dell'operatore sia corretto che appunto si possa trasportare queste persone in sicurezza per tutti. Non abbiamo nemmeno questo furgone. E spesso si ricorre addirittura all'aiuto dell'azienda dei trasporti di Trieste per portare queste persone negli uffici per poi avviarle in quel percorso di identificazione, quindi parliamo di fotosegnalamento, quindi si fanno le foto, si prendono le impronte e quindi censirle in qualche modo, perché non dimentichiamo che queste persone prima di varcare il confine si spogliano completamente di tutti i loro averi, quindi documenti o qualsiasi prova documentale che attesti il fatto, e questa è una cosa molto importante, che attesti appunto il passaggio tra la Slovenia e l'Italia. Perché se noi riuscissimo a dimostrare con appunto una prova documentale che queste persone oltrepassano le frontiere, riusciremo a fare la riammissione in Slovenia, cosa che praticamente non avviene quasi mai. Quindi gli abiti che si trovano, sacchetti, robe in carso, abbandonati, scarpe, eccetera, sono perché loro si spogliano di tutto e si cambiano, quindi sostanzialmente. Loro si cambiano, abbandonano i loro documenti, abbandonano anche magari la prova di un acquisto fatto in Slovenia, proprio per non dare la possibilità di essere riammessi nel territorio sloveno, cioè che la polizia italiana riconsegni alla polizia slovena appunto. Sì, è vero, però quando a un certo punto tu lo trovi e lì abbiamo visto le foto a Buio, faccio un esempio, a Basovizza, eccetera, non è che si è materializzato dal nulla, è ovvio che è venuto da lì. E che non è ovvio, però chiaramente dobbiamo dimostrarlo e purtroppo non abbiamo la dimostrazione documentale che questa persona è passata. E questo è uno dei grossi problemi. Sì. Anche le regole di riammissione sono molto circoscritte, la rimissione va fatta entro le ore 16 di ogni giorno e quindi magari trovando tante persone e dovendo comunque far prima tutte le pratiche di appunto identificazione, tutto quello che insomma prevede la legge italiana, non si riesce a fare in tempo per poter restituire queste persone alla Slovenia. E quindi di fatto queste persone chiedono l'asilo politico sul nostro territorio e quindi diventano, tra virgolette, ecco, voi che sapete, sono giustificate i paesi Pakistan e Afghanistan ad avere l'asilo politico? Beh, dipende anche dalle aree e delle zone che queste persone arrivano. Non è detto che l'area geografica la cui provenienza di queste persone magari non è una zona di guerra, quindi non è detto assolutamente. Non è detto e fra l'altro le concessioni i riconoscimenti dell'asilo politico sono molto bassi rispetto ai numeri appunto delle persone che arrivano. Chiaro. Quindi, ultimissima cosa, perché poi il tempo purtroppo vola, ma magari faremo ancora un aggiornamento più avanti. Un'altra cosa, c'è una collaborazione con le autorità slovene in questo senso, con le forze di polizia, i vostri colleghi oltreconfine, oppure no? No, c'è una collaborazione, è chiaro che la Slovenia è uno stato piccolo, quindi sicuramente anche le risorse in termini di uomini sono minori rispetto a quello che abbiamo noi,
un fenomeno veramente importante anche per loro. Erano state istituite anche le pattuglie miste italo-slovene l'altra estate, dopo con l'evento del Covid appunto sono state interrotte, non avevano prodotto i risultati sperati, forse anche lì non erano state fatte in maniera massiccia e in maniera capillare, e quindi non avevano appunto dato quei risultati che certo. ci si aspettava. C'è una buona collaborazione fra le due polizie, però io credo che questo sia un problema che purtroppo vada affrontato in altri termini, in altri ambiti, soprattutto dal punto di vista diplomatico e da parte della politica, e affrontarlo forse direttamente col confine esterno, quello vero, non sicuramente tra Italia e Slovenia. Assolutamente, diventa una questione istituzionale e politica, quindi va approfondita in questo senso, altrimenti voi, tra virgolette, soccombette davanti a numeri che diventano sempre più impressionanti, importanti in un momento già di per sé difficile sostanzialmente. Certo, quello che devo dire è che siamo appena all'inizio, perché adesso ovviamente andando verso la bella stagione si presta molto di più appunto l'arrivo degli immigrati clandestini, e siamo appena all'inizio della stagione e noi proprio per le carenze di cui abbiamo parlato prima siamo già in forte difficoltà e siamo veramente preoccupati. Proprio per questo anche come sindacato di polizia lo stiamo denunciando, credo anche a livello nazionale in maniera forte, proprio perché bisogna sicuramente dare più supporto in qualche modo. Uomini, supporto appunto certo. su questo territorio. Segretario, io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro a lei e ai suoi colleghi e ci riaggiorneremo con altre novità tra non molto. Allora, grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi telespettatori, restate con noi con un'altra intervista dopo la pubblicità, tra poco.